capito in queste 2 giornate che per avere un futuro nel lavoro dovrete essere i migliori e volere soprattutto fortemente qualcosa, così come ha fatto Alessandro Gallo, referente Italia per LinkedIn. Un applauso. Sediamo. Dove stai, qua? Ciao ragazzi. Chi di voi ha LinkedIn alzi la mano? Gliel'ho già fatta questa domanda. Pochi. In inglese? Col profilo in inglese? Male. Alessandro, benvenuto. Grazie. Illuminaci il mondo LinkedIn, come può aiutare questi ragazzi a trovare un lavoro. Non so, chi di voi è stato alla sessione che ho fatto in questi giorni, le 3 sessioni? In una delle 3? Nessuno. Bene, no. Allora, quello che raccontavo loro è che LinkedIn è uno strumento alla stessa stregua degli strumenti che loro stanno utilizzando quotidianamente, quindi la domanda che facevo loro era: chi è che usa Snapchat, chi è che usa Instagram, chi è che usa Facebook? E ovviamente la platea nella sua interezza alzava la mano. LinkedIn è un social network che però parla di voi nella vostra veste professionale. È uno strumento su cui al momento sempre maggiormente domande e offerta di lavoro si incontrano, ma nel caso dei ragazzi che magari stanno ancora nel loro percorso formativo diventa uno strumento molto utile per orientarsi. Perché questo? Perché è una piattaforma che ospita più di 538 milioni di persone, di professionisti, che molto spesso scrivono di quelli che magari sono i loro progetti, sono i massimi esperti di un determinato settore o di un determinato tema. Quindi per un ragazzo che magari sogna di fare un certo lavoro, avere la capacità di ascoltare direttamente dalla voce del massimo esperto di quel determinato appunto settore che cosa racconta, cosa dice, è sicuramente un valore importante, no? Anche per orientarsi, che è una delle cose che io ho raccontato nei miei workshop in questi 2 giorni. Abbiamo un video, giusto, regia? Abbiamo un video da Alessandro? No, abbiamo delle slide. Abbiamo delle slide. Cosa ci mostri in queste slide? No, allora io nelle slide che facevo, che ho fatto e che ho presentato, raccontavo ai ragazzi come il mondo sta cambiando. Quindi per fortuna non ho visto tanti di voi alzare la mano, perché sennò alcune di queste slide le avreste già viste. Però questo è un mondo che sta completamente cambiando, e quando io racconto questo cambiamento rappresentato dalla parola digital transformation uso sempre le immagini. Preferisco usare le immagini perché riescono a dare ancora meglio la percezione di che cos'è, come si racconta, come si mostra questa digital transformation. E nello specifico presento queste 2 foto. Questa è Via della Conciliazione a Roma nel 2005. Molti dei ragazzi, io dico, probabilmente alcuni erano veramente piccoli, quindi ovviamente non se la ricordano, però la stessa foto a soli 8 anni di distanza ha questa versione. Come vedete è stato dirompente l'impatto della trasformazione digitale. I tablet, gli smartphone sono diventati ormai il nostro strumento quotidiano con cui ci interfacciamo tra noi, ma con cui usiamo e decidiamo molti aspetti della nostra vita, che vanno dall'acquistare un qualche cosa su internet, passano dallo scegliere il mio posto della vacanza e, come nel caso di LinkedIn, la possibilità di trovare il mio posto di lavoro o comunque inseguire il mio lavoro dei sogni. Vi hanno detto in tutti i modi che il futuro è digitale, e quindi molti pensano: ma se io faccio l'archeologo come faccio a essere digitale? In realtà stiamo scoprendo che
anche le discipline umanistiche danno delle specializzazioni nel campo digitale che vi permettono di stare al passo coi tempi, anzi le materie umanistiche sono fondamentali. Tu come sei cresciuto, come ti sei formato come esperto digitale? Ma in realtà la mia storia professionale mi vede in qualche modo nuovo in questo esperto digitale, perché già sulla fiducia mi fa piacere, bello, una fiducia estrema. Allora, io in realtà ho venduto information technology per tanti anni, ho venduto hardware, ho rappresentato diverse multinazionali che erano leader nel loro settore, nel loro ambito, sempre appunto nell'information technology. È successo poi che uno dei miei responsabili, e qui una delle cose che raccontavo ai ragazzi è l'importanza del network, l'importanza di tenere i contatti, perché il vostro vicino di banco domani potrebbe essere il vostro datore di lavoro o potrebbe essere la persona con cui sviluppate il business. Nel mio caso specifico, il capo di LinkedIn Italia mi ha parlato di questo progetto che appunto riguardava raccontare e sensibilizzare la pubblica amministrazione sull'importanza di LinkedIn. E questa per me era una bellissima opportunità di imparare anche cose nuove, di aiutare la pubblica amministrazione a veramente abbracciare questo tema della digital transformation, e quindi ho accettato molto volentieri questa sua proposta e quindi sto lavorando sulle pubbliche amministrazioni, sviluppando anche competenze e relazioni comunque importanti. Ragazzi, qua si sente un po' di chiasso, vi chiedo per favore di fare un po' più silenzio, perché Alessandro è qua per darvi delle informazioni che probabilmente fra qualche anno vi renderete conto quanto sono importanti. Quindi vi chiedo un po' di silenzio, anche per ringraziare Alessandro delle importanti informazioni che ci dai. Ma quanti trovano lavoro su LinkedIn oggi? Allora, LinkedIn è sempre più la piattaforma, come dicevo inizialmente, in cui domanda e offerta si vanno ad incontrare. Considerate che 9 selezionatori su 10 usano LinkedIn per trovare lavoro, per trovare, scusatemi, i candidati a cui affidare un lavoro. Quindi de facto sta sempre di più diventando il posto dove si può trovare lavoro. Dopodiché ci sono ovviamente dinamiche che riguardano le economie dell'area e LinkedIn non inventa lavori che non ci sono, ovviamente, e quindi diciamo, se ci sono opportunità, molto spesso, la stragrande maggioranza delle volte, uno dei principali strumenti su cui vengono messe in vetrina è proprio LinkedIn. Quanto è importante la foto in un momento in cui io ieri ho intervistato tanti ragazzi e una ragazza mi ha detto: la cosa più importante per cercare lavoro è l'estetica. Io sono rimasta sconvolta. Davvero questo è il messaggio che stiamo passando ai ragazzi? Qual è la funzione di una foto in un social network come LinkedIn? Allora, grazie per la domanda Virginia, è veramente importante perché non è così banale il tema della foto. Io ai ragazzi che sono venuti ai miei workshop dicevo: la famosa prima impressione è quella che conta. La famosa prima impressione è quella che conta nelle relazioni de visu, quindi quando vi interfacciate con i vostri coetanei, con persone che non conoscete. Questo aspetto è altrettanto valido nel social network, quindi ricordate, come dicevo prima, LinkedIn è un social network professionale, è importante raccontarsi nel modo corretto. La foto è il primo impatto che tu hai di una persona, quindi ancora prima di aver navigato all'interno delle sue competenze, delle sue esperienze, ti fai un'idea di chi è. Un po' come, ripeto, nelle relazioni interpersonali, dove la persona che ancora non ha detto neanche come si chiama, in realtà tu in qualche modo l'hai già etichettata. Allora, raccontarsi anche con una foto adeguata è sicuramente importante. Poi non serve ovviamente la foto da book fotografico, però una foto che riesca a rappresentare, in cui ti si veda bene, possibilmente in cui si sorride, ok? Riesca a rappresentare correttamente chi sei. A mezzo busto possibilmente, non lontanissimo.
E poi sono soprattutto importanti le competenze. Quali sono le competenze più richieste oggi da chi cerca un lavoratore su LinkedIn? Sì. Cosa si richiede? Allora, il tema delle competenze è un tema importantissimo e molto delicato. Ci sono studi che dicono che la durata di una competenza, di uno skill set, dura sempre meno. È cambiato il tempo in cui i nostri genitori entravano come ragioniere in un'azienda e facevano 30 anni il ragioniere, no? Si dice che sempre di più lo skill set durerà meno e arriverà a durare massimo 5 anni, quindi la necessità delle aziende, delle persone e del mondo universitario di formare costantemente, rinnovare queste competenze diventerà quasi vitale, direi, no? Le competenze che ovviamente oggi stanno emergendo maggiormente riguardano le nuove discipline. Abbiamo visto come l'Internet of Things sta dando una mole di dati, di informazioni sempre più ampia, quindi ormai i sensori stanno a bordo di qualsiasi device, di qualsiasi dispositivo. Quindi ruoli come il data scientist, per citarne uno, quindi colui che è in grado di analizzare il dato, di capire, no, cosa sta dietro a un determinato dato, sono ruoli assolutamente importanti. Altri ruoli come lo sviluppo di applicazioni mobile. Abbiamo visto, o almeno abbiamo ancora alle spalle la foto dove, come vedete, ci sono laptop, smartphone in quantità smisurate, no? Su questi smartphone girano applicazioni, quindi in un mondo estremamente digitale gli skill necessari a sviluppare delle applicazioni da usare sono altri skill assolutamente importanti. Quindi diciamo che questi, per citarne due, no? Che sono magari i nuovi lavori su cui c'è una richiesta altissima di competenze. Stiamo vedendo dei trend in crescita in maniera incredibile. Sul data scientist leggevo un report qualche settimana fa, c'è una crescita del 64% di richiesta di questa competenza, di questo job title a livello europeo. Quindi vi basti pensare, vi basti immaginare appunto questo dato, quanto effettivamente questo ruolo sta diventando importante, no? Su cui tra l'altro so che tante università stanno iniziando ad aprire dei percorsi formativi. Come qua a Cagliari, per informazione per tutti voi che fra un po' andrete all'università, c'è proprio un corso in economia dedicato a queste figure digitali. È il primo corso, oltre a quello di informatica, che davvero vi permette di avvicinarvi al lavoro del futuro. Vi dico questa cosa perché è interessante. In Italia e anche in Sardegna la maggior parte delle persone trovano lavoro grazie al padre, lo zio, il fratello o il cugino. Ora non si trova più lavoro così, quindi mettetevi in testa che non si trova più lavoro così, avete bisogno di creare una rete vastissima che abbracci tutto il mondo e LinkedIn è lo strumento numero 1 per far sì che questo accada ed è l'unico modo che vi dà la possibilità di trovare lavoro. È finita, qua li chiamiamo accozzi, non so come li chiamate a Roma, accozzi, raccomandazioni, okay, come li chiamate a Roma? No, allora la raccomandazione continua ad essere un modo importante, no? Anche di segnalare e trovare dei lavori. Noi purtroppo un po' abbiamo un'accezione che non è sempre positiva, no? Considerate che negli Stati Uniti la raccomandazione è il principale modo con cui vengono assunte le persone. C'è un concetto di trust, vuol dire che se tu, Virginia, sei in un'azienda e la tua azienda sta cercando una persona e tu riconosci in me determinate competenze e skill, sei la prima che dice: su questa posizione io ho delle persone che vi potrei suggerire, ok? Quindi quello che dico è, il network, hai toccato un tema estremamente importante, il network è fondamentale. Ai ragazzi oggi dicevo, collegatevi, avete già la possibilità di creare il vostro network, è rappresentato dai vostri genitori, dai vostri parenti, dai vostri professori e docenti e dai vostri compagni di classe. Iniziate da adesso a costruire il vostro network perché comunque vi potrà tornare utile, come nel caso appunto che vi ho raccontato del mio attuale responsabile, che è stato la persona che mi ha selezionato nel 2004 in Business Objects.
Qua abbiamo non solo chi ci potrà parlare di software, ma lui ha trovato il suo primo lavoro grazie a LinkedIn. Quindi invito a salire Pierluigi Pinna di Hub Insula, che ha fondato come saprete, perché lo stavate aspettando, non solo un'azienda che fa fatturato, quindi comunque crea soldi, crea posti di lavoro, ma è diventata un'eccellenza mondiale, perché i tuoi software sono ormai una meta delle principali case automobilistiche. È vero che hai trovato lavoro grazie a LinkedIn la prima volta? Sì, funziona? Sì. No? Il secondo archetto. Ci sei. Sente? Faccio questo. Allora, sì, io appunto sono Pierluigi Pinna, sono uno dei soci fondatori dell'azienda Hub Insula. Hub Insula è nata nel 2012 da un gruppo di giovani ingegneri che ha deciso di aprire la propria azienda a casa propria, in questo caso la Sardegna. Quando praticamente sei piccolo, diciamo, devi utilizzare un po' tutti i mezzi possibili per farti conoscere. Noi avevamo utilizzato proprio LinkedIn. Noi siamo degli ingegneri elettronici, andavamo, diciamo, a promuovere i nostri servizi su questa piattaforma telematica e abbiamo praticamente preso il primo lavoro. Si trattava di un apparato medicale che all'interno aveva un sistema operativo che noi conosciamo molto bene, che è Linux, il codice open source, e lì abbiamo, diciamo, preso la prima, tra virgolette, commessa. Con i soldi che il progetto è andato bene, con il pagamento di questa commessa abbiamo assunto il primo dipendente. Adesso Hub Insula ha più di 80 dipendenti. In 5 anni siamo diciamo, cresciuti in maniera importante. E continuiamo a usare, visto che siamo in un'isola, continuiamo a usare tutte le piattaforme digitali per cercare di superare il mare senza attraversarlo con i mezzi fisici. Ed è quello che fa appunto LinkedIn. I software, hai detto, no, la velocità della luce, quindi superano. Il senso ovviamente di due testimonianze così è che, ragazzi, dovete guardare oltre, non quello che percepite, che vedete, dovete immaginare. Cioè, d'altronde anche la scienza va avanti così, non avremmo mai avuto la teoria della relatività di Einstein se lui non avesse immaginato. Quindi vi invito oggi a casa, quando tornate a casa, scrivete su un foglio quello che è il vostro sogno, cosa volete fare e volerlo a tutti i costi. Quanto è importante la volontà e quanto è importante nella tua formazione. Un'eccellenza all'università, 110 lodi in ingegneria elettronica. Sì, mi sono laureato a Cagliari nel 99, poi ho iniziato a lavorare un po' in giro per l'Italia, sono stato a Genova, a Roma, a Milano, poi ho avuto lavoravo per un'azienda del gruppo Moratti a Cagliari, poi sono riandato in Emilia perché ho avuto un'esperienza con la Ferrari, ho lavorato 3 anni sia nel parto corse sia nella parte diciamo, delle macchine industriali e poi ho avuto, diciamo, a quei tempi molti ci prendevano a me e ai miei soci un po' come matto, di lasciare dei lavori fissi per credere proprio in un proprio sogno che è fare la propria azienda, però diciamo che uno delle caratteristiche del sardo è anche la testardaggine. Siamo andati, diciamo, dritti per la nostra strada e adesso abbiamo la nostra azienda che ha la forza lavoro a Sassari e a Cagliari, poi abbiamo aperto a Torino e a Barcellona, però abbiamo i clienti che sono in tutto il mondo. Lavoriamo in Cina, negli Stati Uniti, lavoriamo in Germania, in Australia per attività sull'agricoltura di precisione. Quindi diciamo che dopo 5 anni abbiamo realizzato quel piccolo sogno, sta iniziando ad essere concreto. Quanti sportivi ci sono qui? Sollevate le mani. Quanti calciatori? Chi gioca nella Nuorese? C'è qualche giocatore? Sì. Quanto è importante lo sport? Lui è un pallavolista professionista, ha giocato in B1? B2. Quanto è importante lo sport? Beh, lo sport
Io credo che sia una vera palestra di vita, lo sport di squadra ancora di più. Credo che tantissime delle qualità, delle competenze che io in realtà ho acquisito, che sono poi le fondamenta di un professionista, nel mio caso specifico sono venute dalla palestra, dal mondo dello sport, dall'avere quell'obiettivo ogni settimana di vincere, no? La capacità di migliorarsi. Quindi io devo tantissimo allo sport, devo tantissimo anche a livello lavorativo. Lo sport credo che possa rappresentare anche sul tema lavoro la migliore palestra che c'è, perché quando parliamo di sport di squadra hai una squadra che è composta da diversi componenti, ognuno dei quali ha una caratteristica, ognuno dei quali ha una competenza, e sapere come lavorare in maniera simbiotica verso lo stesso obiettivo è sicuramente una rappresentazione di quello che poi succede nel mondo del lavoro. Quindi il tema della squadra, il progetto, l'obiettivo comune, la definizione di una strategia, i tentativi, l'allenamento per raggiungere questo obiettivo. Quindi... Grazie Alessandro. Abbiamo ancora 10 minuti. Se c'è qualcuno di voi che vuole fare delle domande, si avvicina qua e insomma prestiamo il microfono. Avanti ragazzi, non fate i timidi. Nessuna domanda? Vai. Allora guardiamo il video di Abinsula. Non ti voglio lasciare in mezzo? Perché mi sposto? Sembra... Con l'audio. Questa è Abinsula. In questo video un po' si vede un po' il gruppo che ormai è diventato una famiglia di... molta passione e molta curiosità. Speriamo, insomma, la speranza è che torniate a casa con un linguaggio nuovo, perché avete sentito tanti termini che probabilmente non avevate ancora sentito, e soprattutto senza quel senso di non saper che fare del proprio futuro. Decidete che cosa volete fare, ascoltando davvero quelle che sono i vostri sentimenti e le vostre passioni. Un consiglio da parte di Alessandro Gallo di LinkedIn a questi ragazzi, e poi la stessa cosa chiedo a te Pierluigi.
Io direi che più un consiglio è una speranza. Io spero con tutto il cuore, ma perché so che è utile per voi, che domani tra i vostri social network di uso quotidiano ci sia anche LinkedIn. Soprattutto nella situazione in cui vi trovate, può essere quella bussola che vi permette di guidare e muovere le azioni nella direzione corretta e quindi inseguire il lavoro dei vostri sogni. Okay? Quindi questa è la mia speranza. Dicevo, ho raccontato a diverse classi come costruire un profilo. Sono disponibile, chiedetemi il collegamento e vi manderò del materiale su appunto come costruire un profilo vincente. Grazie per l'attenzione. Ma quello che posso dire a tutti questi ragazzi, che sono tantissimi, che loro si trovano al posto giusto al momento giusto. Diciamo che la Sardegna è il posto ideale dove studiare, dove formarsi sulle nuove tecnologie, per nuove tecnologie che possono anche diventare un lavoro importante. Buona serata a tutti. Grazie, e poi rientra a casa. Ciao, buona serata. Virginia, grazie davvero. Ancora, eh?